Questo è l'oro di Sicilia. Una grande storia imprenditoriale, quella del dottor Damigella, ma soprattutto una storia d'amore per la sua terra, e forse è proprio dall'amore per questi luoghi che nasce questo progetto. Sì, questo è un progetto per lavorare noi stessi il grano che produciamo. Abbiamo riscoperto i grani antichi che hanno qualità miracolose per il nostro organismo, e di trasformarli facendo farina, pasta, e adesso l'ultima nata è una pizza. Il grano è sempre stato un prodotto principe di questa economia, e anche lei da piccolo ricorda che appunto questo trascorso così importante. Andavo nella piana di Catania, dove mio nonno aveva sia gli agrumeti che i terreni seminativi, e diciamo che nel mese di maggio e giugno, per le feste di Pasqua, correvamo in mezzo al grano, anche se ero alto, il perciasacche si fa alto, sparivo, non mi vedevo più in mezzo alle spighe, perché il perciasacche si fa 1,80 m di altezza, anche se io ero 1,80 m, cioè sparivamo nel grano, non ci vedeva più nessuno. Quindi questo amore per questo grano, che è il grano che coltivavano nella piana di Enna e di Catania per i romani. I romani senza questo grano, il perciasacchi, non avrebbero conquistato niente nel mondo, perché era il cibo dei centurioni romani. Il grano come elemento portante dell'economia, ma anche come elemento base di un'alimentazione sana, Sì. che vuole essere tale anche oggi. Perché questo grano il nostro intestino lo riconosce e quindi lo digerisce, quindi non hai mai gonfiore di pancia, non hai acidità, non hai niente, perché è riconosciuto dal nostro intestino. E poi ha basso indice di glutine, quindi ha pochissimi zuccheri. La digeribilità è eccezionale. Allora, mentre i grani modificati geneticamente il nostro intestino non li riconosce, la digestione avviene rallentata in parecchie ore. Questo alla lunga infiamma il nostro intestino, che è il nostro secondo cervello, e di là partono tutte le malattie poi di questo tempo. Di cosa si occupa nello specifico oggi la sua azienda? Quali sono le fasi della produzione? Noi produciamo, partiamo dalla semina, seminiamo il grano, viene coltivato nelle nostre terre ogni 3 anni, perché un anno si semina grano, un anno seminiamo geci e un anno viene messo a maggesa, cioè seminiamo favino, che poi viene fresato per arricchire di azoto il terreno. Quindi il grano si può coltivare ogni 3 anni facendo il bio, non è soltanto bio, ma è un biodinamico, per rigenerare il terreno senza impiego di fertilizzanti. E poi viene trasformato? Trasformato qua al mulino, viene trasformato e poi al pastificio. E quindi adesso stiamo per iniziare i lavori di una nuova costruzione, dove faremo qua il loco, produrremo sia la pasta che il pane che le pizze. Quali sono le peculiarità del prodotto finale e quindi anche i vantaggi per il consumatore? La salute. Chi mangia questo difficilmente si ammala. So che ha molti progetti per il futuro, ma intanto vogliamo entrare dentro e vedere un po' da vicino quali sono i macchinari e le fasi di produzione. Ecco, la materia prima, entrando qui se ne sente intanto subito il buonissimo odore. Questo è il perciasacchi, quello che mangiavano gli antichi romani, e hanno conquistato il mondo grazie a questo grano, perché le loro legioni avanzavano avendo dei carri di grano, e il cibo che ogni giorno mangiava un centurione romano, che marciava 8 ore al giorno, portava 20 kg di armatura e combatteva, la sua razione era 800 grammi di questo grano. Poi si portavano anche gli animali, macellavano, aggiungevano un po' di carne, le verdure li trovavano sul posto, quindi aveva un piatto completo, farinacei di altissima qualità, aveva le proteine con la carne e aveva le vitamine con gli ortaggi. Questo veniva fatto una specie di minestrone ed era il suo cibo che tutte le sere mangiava. Ed era uno che combatteva tutti i giorni e marciava 8 ore al giorno. Continua ad essere molto apprezzata questa varietà oggi. Questo è il re dei grani, non è il principe, è il re dei grani. E si chiama, in termine tecnico, farro lungo. Il termine qua siciliano è perciasacchi, siccome ha la punta appuntita, bucava il sacco, e allora il contadino l'ha chiamato perciasacchi.
cioè buca il sacco perché ha l'osanna appuntito. Poi abbiamo altre varietà sempre, sono fratelli e sorelle. Questa è la tumnia, è un grano che si coltiva quando l'annata è piovosa, veniva seminato anche nel mese di febbraio-marzo si poteva seminare e a luglio si raccoglieva. È un grano che ha un carico, un indice di glutine di 30-40 rispetto a 600-800 dei grani moderni che sono zucchero praticamente. Questo è un grano che allora era considerato il grano dei poveri perché è scuro, quindi il pane veniva scuro. Adesso è il grano che ti dà la salute. È stato decisamente rivalutato. Sì, perché avendo pochissimi zuccheri lo può mangiare un diabetico e non si ammala, tranquillo. Quindi per prevenire il diabete, che oggi è la malattia che sta dilagando, bisogna mangiare quantomeno il semi integrale, o meglio ancora se è l'integrale, perché l'integrale, la crusca, che non ha nessuna proteina, nessuna vitamina, ma è funzionale al nostro intestino, cioè lubrifica l'intestino, rallenta l'assorbimento dei zuccheri, quindi il carico glicemico resta basso. Diciamo che tutto ciò di cui abbiamo bisogno per stare in salute ce lo fornisce la natura, è stato sempre così, sta a noi riscoprire le vecchie abitudini e stare attenti alla qualità. Chi vuole vivere in salute deve fare questo, che altrimenti si ammala. Allora, come mai troviamo il grano, ecco, che giace qui in questi contenitori? Che viene coltivato nella provincia qua di Ragusa, è un grano fratello, sono tra il perciasacchi, il margherito, il russello, il senatore Capelli e tutti. Questi sono grani che sono fratelli e sorelle, ma il perciasacchi è al primo posto. Ok, ognuno di questi ha magari una finalità diversa, si presta meglio? Un pochettino il carico di glutine e quindi i sapori, o si adatta più per la pasta o per il pane. Noi con studi che abbiamo fatto in anni riusciamo a fare una miscela per trovare un punto di equilibrio, è giusto che una modesta lievitazione anche nel pane, ma sempre con queste qualità organolettiche miracolose. Quindi per il pane possiamo utilizzare un mix di questi grani. Noi facciamo una miscela per il pane, una miscela per la pizza e poi facciamo una miscela di questi grani per fare la pasta, per ottenere un equilibrio della quantità costante di quantità di glutine, che è lo zucchero, che è bassissimo. Cosa succede una volta che il grano raccolto viene portato qui? Allora, viene portato qua, abbiamo in questo momento, questo qua è entrato in questi giorni dai nostri campi, comincia a entrare, si mette nei magazzini che sono dei silosi sotterranei, allora quando raggiunge un'umidità che non supera 8, allora perché altrimenti si ammuffirebbe nel tempo. E quindi essendo così asciutto non provoca muffa e non provoca niente. Dopodiché quando si comincia a lavorare si mette in questi sacconi con un sistema di vite senza fine che viene portato su dalle vasche che sono sottoterra per evitare il riscaldamento del grano, le umidità, tutte queste cose, perché la conservazione, se è fatta naturale così, ha delle regole precise che i romani avevano già fatto. Ambienti, serbatoi chiusi, ci mettevano la candela, se la candela restava accesa vuol dire che il contenitore non era buono, se si spegneva, chi aveva consumato l'ossigeno, allora andava benissimo, perché la mancanza di ossigeno porta al non sviluppo degli insetti. Anche gli egiziani facevano grandi magazzini e li otturavano mettendoci una candela. Se la candela dopo qualche giorno era ancora accesa vuol dire che quel magazzino non andava bene, cioè aveva delle perdite, cioè entrava dell'aria, invece non deve entrare dell'aria. Quando viene portato qua poi incomincia il suo processo per la macinazione. Viene messo quel contenitore con questo a vite senza fine trasportatore, entra qua dentro e comincia un'aspirazione della paglia, dopo di questo il passaggio viene qua, c'è un crivellatore a buchini, quindi seleziona il grano, quindi scarta il chicco spezzato, altri piccoli semi che la natura spontaneamente fa dare, per esempio come il senape cresce, ma non deve andare nel grano perché altererebbe il sapore. Quindi tutti questi semi diversi o una pietruzza o qualcosa finiscono sempre, in ogni passaggio c'è un contenitore che li racchiude là dentro. Poi passa qua dove c'è un magnete, perché la costanza dei meteoriti produce una polvere di ferro
o magari nel periodo della trebbiatura un chiodo o un pezzo di filiferro può finire nel grano. Allora il magnete blocca questa polvere, proviamo a vederlo. Vede, tutti questi piccoli semini o chicchi spezzati, questo viene scartato e allora questo finisce, questo è un ottimo alimento per gli uccellini. Ecco, stavo per chiedere quale può essere l'utilizzo. L'utilizzo non si perde niente. Un uccellino andava a cercare questi piccoli semi. Poi c'è questo passaggio dove c'è il magnete che blocca eventuale ferro. Vedete, qua c'è un pezzettino di bulloncino e quella è polvere di ferro che viene dai meteoriti. Nella nostra atmosfera c'è una pioggia continua, quindi viene bloccata. Senza questo magnete la dovresti mangiare. Questa è una graffiatrice che va a graffiare il chicco di grano per togliere la prima pellicina. Togliendo la prima pellicina noi abbiamo annullato l'eventuale inquinamento atmosferico, che non possiamo mettere l'ombrello sui campi di grano, ma possiamo togliere spelando la prima pellicina che lo può contenere, come polvere di meteorite o altri inquinanti che si trovano nell'aria. Viene in un certo senso ripulito. Togliendo la prima pellicina abbiamo annullato l'eventuale inquinamento atmosferico. Tutto, vede come qua c'è un sacco, tutti i chicchi più grossi o una pietra o qualcosa. Qua ci sono tanti vari passaggi di buchini, da quello piccolo a quello più grosso a fuori, finisce sempre qua dove c'è questo sacco e viene ripulito il grano. Dal momento che viene ripulito viene nuovamente passato, finisce in questa spazzolatrice che lo spazzola, toglie la polvere che è rimasta dalla graffiatura, qualche altra piccola cosotta che ci può essere, viene ripulito completamente, spazzolato e pulito. Da questo passa poi alla macina a pietra. Passando dalla macina a pietra passa in questa centrifuga che, se per caso è rimasto un uovo del pidocchio del grano, viene rotto e quindi non può più riprodursi. Siamo alla pulizia al 99,9% di eventuali inquinanti che sono i piccoli uova della farfallina del grano, che viene tolto. La scelta di una macina a pietra immagino non sia un caso. Perché il grano, se viene macinato velocemente, viene alterato, deve avere la sua non deve superare certe temperature, quindi macinandolo delicatamente con la pietra. È un processo più lento? È un processo più lento, ma non si surriscalda il grano, perché noi non ci interessa produrre grandi quantità. Ci sono mulini che fanno 30 tonnellate all'ora, noi facciamo 300 kg all'ora al massimo, però il nostro prodotto è di altissima qualità. Questo passa da questa semolatrice perché per fare la pasta occorre la semola, non la farina. Ed è una sabbia di grano. Tutto il resto viene scartato. Quindi quella semola, per fare una pasta veramente di qualità, occorre la semolatrice che calibra i granellini di grano e quella viene una pasta di altissima qualità, altrimenti viene una pasta che poi scuoce se c'è la farina nel mezzo, la polvere di farina. La polvere di farina viene messa nel sacco e viene dato per le galline o per i maiali. Non si perde anche lì niente. C'è un riciclo. Se c'è un riciclo di tutto, ci guadagnano tutti, anche le galline. Queste poi sono le crivellatrici, queste che crivellando tolgono la crusca, fanno vari passaggi e quindi finisce in queste crivellatrici qua, e dove esce la semola, la farina, la crusca. Se noi mangiamo un piatto di pasta integrale o semi-integrale, abbiamo dato tutto ciò che il nostro organismo aveva di bisogno. Mentre la gente comune compra la pasta a basso prezzo con i zuccheri e poi va in farmacia a comprare la crusca per poter riparare i danni che combina. La farina qua poi viene confezionata sotto vuoto, in questo modo la durata supera anche i 24 mesi se non è esposta al sole. Allora, ed è pulita, confezionata per bene come un mattone, facile da conservare e tutto questo. Portando a casa questa farina possiamo utilizzarla in 1000 modi. In 1000 modi, si può fare il pane, si può fare la pizza, si possono fare i dolci. Ovviamente siamo sempre alla base. Questi grani sono poveri di zucchero. Quello che oggi uccide le persone sono sale, zuccheri e conservanti chimici.
Con questo grano, questo pacchetto, possono mangiare con questi 2 euro 10 persone. Era quello che mangiavano i romani, il centurione, un soldato quindi, che aveva bisogno di energia. Questo si mette a mollo la sera, l'indomani si può cucinare anche dopo 2 giorni, aggiungendo un po' di carne macinata e delle verdure, ortaggi di tutti i tipi, un filo d'olio e una minestra di sapore eccezionale. Con 2 euro, 100 grammi di macinato e un po' di verdure, 10 persone possono mangiare. Il costo medio di una cena per una persona di questa altissima qualità è 50 centesimi. Nel sistema si spende poco, cioè si spende molto per comprare veleni. Più sono raffinati, più sono processati il cibo della natura, più hai il rischio di ammalarti, sia del diabete, sia di tutte le malattie, perché quando distruggi il tuo intestino hai distrutto il tuo corpo. Comprare un prodotto che costa caro, quando alla fine ce ne vuole meno per mangiare bene, significa aver risparmiato soldi e aver mangiato di altissima qualità. Intanto intorno a noi vediamo anche un po' il prodotto finito, vediamo della pasta di tanti formati. Sì, ci sono tutti i formati, dalle busiate alle pennette, alle conchiglie, rigatoni, tutto. Facciamo tutti i formati. Poi produciamo anche i nostri ceci, perché sono in alternativa al grano, un anno ceci, un anno favino per rigenerare il terreno. Quindi si riesce in maniera naturale a variare la produzione. Sì, esatto. Doppio vantaggio, riposa il terreno e si ottengono altri prodotti. Quando produci il grano sfrutta troppo il terreno. La leguminosa gli ridà prendi gli elementi che non servivano, che utilizzava il grano, quelli non gli interessano, prendi altri nutrienti dal terreno. Nel frattempo rigenera quegli elementi che gli servono per crescere il grano. Quindi poi un anno di riposo e quindi hai una produzione biodinamica, bio di altissima qualità, senza esageratamente sfruttare il terreno che poi si inaridisce e non produce più niente se non butti forza di fertilizzanti chimici. Anche questa è la famosa rotazione che gli antichi... Alla fine la chimica la mangi e il nostro organismo non è fatto per mangiare chimica. La sua filosofia è stata prendere un po' dal passato le tradizioni, quelle buone, sì, aggiungere un pizzico di innovazione e puntare sulla qualità. Perché il mio mestiere non è questo, noi siamo la più grande industria di Europa con la mia famiglia di marmi, graniti, pietre di tutti i colori, alabastri, quarzite di tutti i tipi. Questo è nato per un capriccio personale su ricordi d'infanzia, perché stavo male e avevo acidità dalla mattina alla sera. Allora, su ricordi d'infanzia sono andato a trovare al mio paese natale il Margherito e di là è nata questo. Poi, siccome i mulini questi antichi sono poco igienici, ho costruito questo mulino che ha un'igienicità di sala operatoria e da questo c'è sul ricordi d'infanzia. Non è il mio mestiere qua, io me ne occupo così soltanto per dare delle direttive, ma poi ci sono validi impiegati che portano avanti il tutto. Non è un'azienda che è nata per guadagno, per specularci, è un'azienda che è nata per dare la salute prima di tutto alla mia famiglia e poi evidentemente non posso mangiare il mio, tutto ciò che produciamo lo vendiamo. Tuttavia questo territorio può ancora offrire tanto ai giovani che invece vogliono investire qui la loro vita. Allora, il futuro non può che essere questo. O la malattia è dietro la porta, o l'obesità è dietro la porta. Non ci sono alternative. Quando mangi un prodotto e una mozzarella, tu pensi che una pizza sia fatta con la mozzarella? Qualcuno può darsi di sì. Altri sono fatti con pasta di mozzarella, che è un'altra cosa, come prendere un caffè nelle cialde, che non è caffè, è bevanda al gusto di caffè, è chimica, sono sali, zuccheri, creati dall'industria. E per di più adesso l'industria mettono degli insaporitori che ti creano dipendenza, quindi è come ti fumi una sigaretta e ti prendi l'abitudine di fumare le sigarette. Ma il nostro organismo non è nato per questo e non è cambiato, è lo stesso intestino che aveva un centurione romano e quello mio. Se mangi come mangiava lui, allora con semplici 800 grammi di grano, con 2 euro al giorno di cibo puoi mangiare benissimo e avere la salute. Se mangi schifezze ti arrangi. C'è anche una novità che aspetta i consumatori, tutti noi, e tra l'altro vede protagonista un prodotto che oggi va molto di moda, la pizza.
Allora, stasera possono assaggiarla nella festa del grano qua a Chiaramonte Gulfi, perché abbiamo fatto un gazebo dove viene cotta la vista. Questa è la base pizza precotta, messa sotto vuoto ed è fatta con una miscela di grani antichi. Abbiamo perso un bel po' di tempo per studiarla, metterla a punto, perché allora questa, quando la mangi, il tuo intestino dice grazie, è arrivata quello che volevo. Precotta, per cui quando si strappa la confezione si mette nel forno, basta un filo d'olio semplice, un poco di origano e si mette nel forno 7 minuti ed è già pronta. Poi ci puoi mettere tutti i condimenti che vuoi, dal prosciutto, quella uno la può fare come vuole, ma questa è una base pizza sufficiente per alimentare una persona, avere una eccellente cena, una persona con un filo d'olio e un po' di origano. È una cena anche in questo caso non c'è bisogno di comprare al supermercato roba che proviene da chissà dove, si riesce a portare a casa una pizza realizzata con i grani coltivati qui, lavorati in loco. Questa in pochi minuti è pronta nel forno ed è una cena di eccellenza. Poi uno ci può mettere tutti i condimenti che vuole. Mangiare bene per vivere bene. Complimenti.